Buongiorno a tutti, grazie alla vostra ospitalità, grazie semplice ma eccezionale buffet di oggi, che ci ha fatto venire a fianco, come ha detto qualcuno. Allora, io ho preparato un intervento nell'ambito di questa tematica che era welfare sanitario, fissando la mia attenzione in un specifico ristretto ambito di un problema sanitario che investirà la nostra popolazione nei prossimi anni, che è quello della nuova autosufficienza. Parto da una premessa che del welfare si potrebbe parlare all'infinito, perché abbiamo aree e ambiti di interesse e di intervento che potrebbero spaziare il mondo intero. E quindi io mi soffermo più che altro su questo tema delle politiche di sostegno all'autosufficienza, pensando anche che comunque la sanità nel Veneto è una sanità di buona e elevata qualità, si parla anche di eccellenza, quindi non dovremmo fare una critica stretta credo alla sanità nel Veneto, però fissare questo problema degli anziani, che nel futuro saranno in aumento come popolazione e ci saranno le risorse che diminuiranno e ci sarà bisogno di gestire bene risorse e servizi per loro, può essere anche di interesse. Quindi, ecco, al di là di questa definizione che vuol dire che il welfare vuol dire dare protezione, assistenza, assicurazione e sicurezza sociale, pensando che le persone devono avere sì assicurati di diritti sociali, ma che devono essere anche adeguati e specificati bene le contribuzioni finanziarie e anche la gestione delle risorse economiche. Allora, in Italia noi abbiamo questo numero di ultra 65 anni, 12 milioni e 3 di ultra 65 anni, di cui 1 milione e 8 non autosufficienti, 1 milione e 4 beneficia dell'indennità di accompagnamento, 980.000 sono seguiti da assistente familiare, 410.000 sono utenti in assistenza domiciliare integrata, 220.000 sono ospiti in strutture residenziali e 230.000 sono utenti del servizio di assistenza domiciliare. Nel Veneto, nel censimento 2011, si parla di 4.857.210 unità, di cui 51,3% di sesso femminile, abbiamo il 26% di ultra 65 anni, 10% di ultra 75 anni, 2,7% di ultra 85 anni, con un indice di vecchiaia del 144,5 e un indice di dipendenza del 31,62. Concentrazione di ultra 65 anni, dicono Bellunese e nel Rovigotto. La tendenza della proiezione demografica nel Veneto sarà questa. Oggi siamo a circa ultra 65 anni il 20,5%, facciamo calcolo del 2010, arriveremo nel 2050 ad avere il 33,6%. La dipendenza strutturale che hanno questi anziani, per gli ultra 65 anni del 53%, la dipendenza che verrà da verificarsi per questa popolazione sarà dell'86%. La dipendenza invece degli anziani passerà da un 31 a un 63%. Le analisi si concentrano su costi sanitari e sociali e sull'incremento anche della domanda di cure che va a lungo periodo. Soprattutto si deve far fronte a questi problemi: una continuità dell'assistenza domiciliare, dell'assistenza ospedale in territorio, un'integrazione sociosanitaria, un sostegno al lavoro della cura familiare e al governo soprattutto dei costi. Scusate se vado veloce perché sono parecchie slide che poi lascio eventualmente anche a disposizione di tutti per un'analisi più approfondita. L'aspettativa di vita è positiva, cioè ogni 20 anni aumenta 3,5 anni per le donne e addirittura 5 anni per gli uomini. Quindi questo è anche una prospettiva positiva da un punto di vista, ma che fa procurare delle riflessioni poi per il costo. Va bene, la partecipazione attiva della popolazione lasciamola un po' perdere. Correlazione fra età anagrafica e utilizzo delle risorse sociosanitarie. Questo è un grafico di particolare interesse perché ci fa capire quanto l'assistenza specialistica, l'assistenza ospedaliera, l'assistenza farmaceutica
è in incremento altissimo finché si arriva verso gli 80-84 anni, dopodiché tende a salire. Si osserva una difficoltà di ricovero ospedaliero per gli anziani molto anziani, c'è un filtro molto forte prima del ricovero ospedaliero, c'è l'accesso al pronto soccorso, una permanenza non in reparto nella struttura di pronto soccorso e il più delle volte l'anziano, se possibile, viene rimandato alla struttura di provenienza o al domicilio. Anche, vedete, anche la specialistica tende a scendere fortemente. Perché è a rischio questo sistema? Soprattutto per la longevità, quindi c'è un basso ricambio generazionale, per una pressione sulla sanità per le malattie cronico-degenerative che sono in aumento, per la crescita della non autosufficienza, ma c'è anche un'aspirazione molto diffusa, quello dello stare bene, dello stare in salute, per cui c'è anche un orientamento a un consumo di prestazioni sanitarie, una ricerca di prestazioni sanitarie. La caratteristica della famiglia veneta oggi è rilevante la presenza di coppie di anziani, anche formate da una sola persona, il più delle volte sono le donne, sono molte vedove, infatti troviamo, e cresce anche la quota di membri aggregati, cioè anziani che vivono nella famiglia con un figlio. In quest'ultimo periodo chi si occupa di case di riposo, RSA o quant'altro, vede diminuire di molto l'accettazione dell'ingresso in casa di riposo, anche se c'è la disponibilità del posto e quindi la disponibilità all'accesso, perché la gestione familiare in casa di riposo ha un costo per la famiglia spesso in questo periodo non è in grado di sostenere il costo e preferisce trattenere il familiare a casa. Il welfare familiare ha stimato che circa il 75-80% delle cure per la salute degli anziani è erogato nell'ambito della famiglia, con sostegno economico, cura fisica, supporto psicologico e relazionale, acquisto di prestazioni private. Solo e secondariamente si ricorre all'erogazione dei servizi pubblici. Ecco, questa è un po' così, forse poco visibile, ma ci permette di capire come per le persone con oltre 65 anni completamente non autosufficienti si diversifica il tipo di assistenza tra l'aiuto del familiare stretto, l'aiuto della rete informale estesa, vuol dire vicini, associazioni e quant'altro, l'aiuto invece dall'assistenza familiare privata, ecco le badanti, dopo vedremo che il numero delle badanti nel Veneto è un numero anche molto elevato, e l'aiuto invece da servizi formali, quindi servizi sociali del comune, servizi ospedali di comunità, RSA e quant'altro. La cosa che emerge è che prevalentemente, vedete la riga in rosso, è che l'aiuto da familiare stretto è quello che prevale. Ancora la famiglia veneta che cosa ha? Un'alta cultura della domiciliarietà, un alto senso del prendersi cura, è forte però anche la domanda di supporti di tipo economico, di tipo di supporto per i centri di sollievo, per i gruppi di automutuo aiuto o per altre strutture. Le soluzioni fin qui proposte dalla rete territoriale di servizi, cioè segni di cura, assistenza domiciliare domiciliare integrata, i centri diurni, alternative all'istituzionalizzazione, non rispondono a tutti i bisogni che necessitano spesso di risposte tempestive. Spesso l'anziano della famiglia oggi sta bene, domani arriva un ictus, arriva un TIA, gli arriva un problema e quindi domani la famiglia ha bisogno di trovare una risposta immediata. La risposta immediata spesso non si trova. Sempre chi si occupa di servizi sociali o di strutture per anziani si vede delle domande che richiedono una risposta tempestiva che attualmente l'organizzazione sociosanitaria non è in grado di garantire. L'ospedale è sempre vissuto, come dicevamo prima, con una conquista, quindi diventa una fortezza da conquistare, e le strutture residenziali sono anche spesso come la soluzione estrema. La non autosufficienza nel Veneto costa 2,9 miliardi complessivi,
1,3 miliardi, il 45% alle famiglie e 1,6 miliardi al pubblico, quindi quasi la metà dell'assistenza domiciliare è garantita dal costo del reddito della famiglia. La maggior spesa è dovuta agli assistenti domiciliari. Ecco, nel Veneto abbiamo 33.000 circa badanti regolari, questo è un dato del 2011, però si stima che da 32 a 62.000 siano le non regolari, quindi le badanti che lavorano in cosiddetto medio. Qual è la domanda dei familiari? Essere aiutati a portare il carico dell'assistenza, richiedono informazioni tempestive, semplici, chiare. Dopo avremo una slide un po' provocatoria per aiutare a capire come sono le difficoltà che spesso si incontrano per avere informazioni o servizi, percorsi assistenziali adeguati, persone di riferimento certe, supporto economico, accessibilità ed adeguatezza di interventi di sollievo, ricoveri temporanei e centri di assistenza diurna per il paziente, sostituzioni a tempo del curante. Sostituzione a tempo del curante vuol dire che deve essere facilmente sostituibile il curante quando temporaneamente l'anziano si sposta dal comune di residenza per accedere a una struttura e quindi l'attuale organizzazione non prevede che si possa sostituire il medico curante. Se io ho un anziano di Lamont che va a Feltre in casa di riposo temporanea per 3 mesi, l'assistenza del medico di base è garantita dal suo medico curante di Lamont. Il medico di curante di Lamont non andrà mai a vedersi l'anziano a Feltre e il medico della casa di riposo di Feltre, che è il medico che fornisce l'ULS, non si prende in carico per 1000 motivi questa temporaneità dell'anziano, quindi si trova anche questa difficoltà di garantire l'assistenza medica all'anziano. Ecco, questa provocatoria sono tutti soggetti che possono interagire con un anziano in difficoltà. Un attimo solo per capire, insomma, l'anziano ultra 65enne che si trova in situazione magari di difficoltà, ecco, non pensiamo che contemporaneamente abbia bisogno di questi, però sono tutti i soggetti con i quali potrebbe dover in qualche modo agire o con il quale confrontarsi per i diversi bisogni che deve affrontare. Io per tanto deve fare est prima perché si è arrivato così. Ecco, adesso va avanti con la freccia. La rete formale sono le reti di sostegno formali, quindi non quelle familiari, non quelle private. Che cosa deve essere? Deve privilegiare il territorio, cioè intervenire secondo il principio della appropriatezza clinica ed organizzativa, la sussidiarietà delle forme di intervento e valorizzare le risorse e le sperimentazioni che nel territorio si esprimono. Si dovrebbe passare da una rete informale a una rete sanitaria sempre più garantista delle cure e delle necessità di cui ha bisogno l'anziano, quindi un ambito di servizi che possono garantire tutti i livelli di assistenza sociosanitaria. Le novità che sono introdotte nel piano sociosanitario 2012-2016 nel Veneto: il distretto come gestore della filiera di assistenza territoriale, le medicine di gruppo integrate, con quelle aggregazioni funzionali territoriali che si chiamano appunto le medicine di gruppo, che devono essere in parte anche obbligatoriamente attuate, le strutture di ricovero intermedie, quindi ospedali di comunità, le unità riabilitative territoriali e l'hospice, i centri operativi territoriali, i centri di servizio residenziali e il sistema informativo integrato. Le strutture residenziali sono un punto fondamentale della rete sociosanitaria, da una parte interagiscono con il sistema ospedaliero e dall'altra integrano il sistema della domiciliarietà. Sono strutture a ciclo continuativo a carattere temporaneo a seconda dei bisogni dell'anziano, o possono essere strutture a ciclo continuativo a carattere definitivo. Possono essere 2 tipi di strutture. I centri di servizio residenziali, ecco, qui c'è una programmazione del decreto generale regionale del 2011, quindi le assegnazioni
di posti letto e di impegnative complessive. Vedete che c'è un divario tra i posti letto assegnati e le impegnative disponibili. Con il 2013 l'impegnativa viene assegnata all'utente che se la spende nella struttura che sceglie, e quindi c'è sempre un numero di anziani che non hanno l'impegnativa disponibile pur avendo la disponibilità nella struttura. Ho quasi finito. La proposta, tutto questo per arrivare a una proposta, cioè dare all'anziano una specie di dote personale, quale l'EA, quale livello essenziale garantito, che comprenda sia prestazioni sociosanitarie sia anche un contributo economico. Quindi questa dote personale non è praticamente l'indennità di accompagnamento che adesso viene data in termine determinato e indifferenziato per ogni cittadino che ne ha diritto, ma la proposta è che venga differenziata per bisogno assistenziale, quindi servizi o valore economico. Attualmente non ha bisogno di essere, non ha vincolo di utilizzo, quindi ognuno la può spendere come la vuole e non chiede neanche rendicontazione. Quindi chi ne ha diritto può essere l'anziano che percepisce 500 euro al mese, che non ha nessun altro patrimonio a disposizione, ma anche l'agnello di turno, per dire, che non ne avrebbe bisogno, ma che avendone diritto la può percepire. Allora, cosa farebbe questo? Darebbe la possibilità di avere una platea superiore di indennità di accompagnamento pari al 13% degli over 65 anni, che sono 1,6 milioni di anziani. L'importo è graduato in base al grado di non autosufficienza e una maggiorazione per gli anziani poveri. La possibilità di scelta tra trasferimenti monetari e invece voucher per l'acquisto di prestazioni di servizi accreditati, valorizzando i secondi. Una misura decentrata e collegata al sistema dei servizi territoriali, con una presa in carico sociosanitaria, quelli che sono adesso le commissioni dell'ASL che valutano per l'assegnazione dell'assegno di accompagnamento, e però dovrebbe anche prevedere una disponibilità di spesa invariata sociale e sociosanitaria. Ma spieghi l'ultima disponibilità come? L'ultima frase sono sostenibili. Vuol dire con la disponibilità economica invariata e il fondo sociale regionale la differenzi in rapporto alla tipologia di cittadini che hai. Devi trovare il meccanismo di differenziare l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento. I due sistemi a confronto sono questi. Allora, l'accesso oggi è di validità e senza limiti di età. La dote di cure invece dovrebbe vedere anziani over 65 anni parzialmente o solamente o totalmente non autosufficienti. La somma erogata sono i 499 euro, 480, adesso dipende perché ci sono delle piccole differenze, per tutti. Invece dovrebbe essere distinta per grado di non autosufficienza, bisogni esistenziali e capacità di spesa dell'anziano. L'uso delle risorse attualmente è libero per somme ridotte oppure finalizzato alla fruizione di servizi accreditati. La gestione adesso è dell'INPS, dopo potrebbe essere INPS, regioni, ASL per gli accessi, comuni dei distretti, le ASL per informazione e accompagnamento del percorso assistenziale. Informazione e accompagnamento adesso nessuno, vengono garantiti in specie nelle situazioni più fragili in cui va previsto un piano di assistenza individuale. Grazie.